Presidente Serracchiani, oggi è stata presentata la conclusione del progetto di digitalizzazione dell'Archivio SNIA di Tor Viscosa. Quanto è importante il lavoro di recupero? Importante non solo per la memoria, per la storia di questi luoghi, anche evidentemente per ricordare l'immenso patrimonio che è stata la manifattura in questa regione, in questo luogo in particolare, la chimica, ma anche e soprattutto per investire nel futuro. Quindi ci serve per ricordare bene il recupero dell'archivio storico, la digitalizzazione in particolare, e il ringraziamento alla Fondazione Bracco in questo senso è doveroso. Ovviamente noi stiamo lavorando però anche perché in questo luogo possano esservi dei nuovi insediamenti industriali. È un'attività complicata anche perché richiede importanti bonifiche, ma insomma l'impegno che abbiamo messo finora mi fa ben sperare che si riesca a portare a casa un risultato importante insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente. Dottoressa Bracco, in questo giorno importante per Tor Viscosa lei ha parlato dell'importanza del ricordo. Sì, io credo fermamente che il ricordo del proprio passato e della propria cultura vada salvaguardato e vada trasmesso. Credo che lì stia la forza per ricucire anche, non voglio dire gli strappi, ma direi di sì anche con le nuove generazioni. Bisogna riuscire a creare un tessuto coerente, un tessuto continuo, e a questo serve il ricordo. Quindi bisogna proprio che noi ci dedichiamo tutti a mantenere i nostri ricordi. Da dove nasce questo forte legame della Fondazione con il territorio del Friuli Venezia Giulia? Ma mio padre era istriano, meglio di Neresine, quindi giuliano dalmata e istriano. Ha sempre avuto un forte legame con la sua terra d'origine. Mio nonno era stato a suo tempo irredentista e un grandissimo appassionato, e purtroppo ho avuto la sfortuna di non poter mai più tornare nelle sue terre perché c'era un altro regime in Jugoslavia eccetera, quindi non erano graditi, ma effettivamente io ho capito che questa era davvero una ferita, e in un certo senso questo sentimento ci ha orientato, quando abbiamo scelto un nuovo sito produttivo, verso questo territorio che fra l'altro è un territorio bellissimo, questa splendida laguna di Marano, questa splendida costruzione, questo edificio storico, che lo chiamano archeologia storica, ma insomma io dico solo che la Biennale di Venezia ha scelto il nostro sito di Tor Viscosa nel 2012 per esemplificare il rapporto fra industria, cultura e territorio. Questa è stata una cosa di cui andiamo fieri.